Buonasera a tutti, sto aspettando che parta la sigla, pare che non parta, un attimino, vediamo come mai non parte. Non vedo, eccola qua, spartita. Buonasera a tutti, vestiti voi, tenore di oggi, di 30 di Santugaini, due messa e 20 chimbe, questo mese pure che l'abbiamo compensato, paio di mesi, 2 mesi, e poi entriamo nel mese nuovo di Sant'Andria. Bene, vediamo come si presenta questa di oggi, è coccolata e proenne, pispisanne, perché proenne. Ecco qua, questo succhelo è in vizi, poi sono scritto in atterua e quindi iscana che ho in vizi questo è zucchero che beste. Ecco qua, questa è una cosa, una foto un po' larga, a campo largo, che si chiede in vina da usare, parte di usare, le vizi si chiede in pala già, e poi palagnede e così via, già pala eolica che si dette paccheggio, dal due pala eolica si ha che in parte di questo panorama. Ite non era sotto la valle de Oie, beh, non era tabba più o meno viene già salvato, e poi sela, te resta calcolato, di che 8 gradi temperatura massima, battuto di chissà minima. Sempre spisanne. Questa scrasa, poco posso manco che a oggi è cominciata a provare a Seleno, insomma, da 19 e resta provenne poi tutto da dire. Da che 9 gradi temperatura massima, basta che grado temperatura minima. Bene, cominciamo a aumentare le cose, lo aumento chi sa di è 1, sabato 1, queste sa vai su porco, edizione sa è treichi, che comincia da la lavorazione del su porco, lotteria del su porco, indovina su peso, la peso il morto e binghe su porco. Biglietto euro 2, chena a base di pezza di porco in umido e arrosto e vino a volontà di 20 euro. Lo spizzino asciutta del decannolo non pagano. Si comunica pure che por ione del servizio su porco premio della lotteria tocca del ritirare su zero matessi. Vizi di sabato primo di Sant'Andria 2025 a Sa 6 de Zero, piazza Asprone. Bene, andiamo da innanzi e andiamo che è stata bene su corso di informatica di base, pozzovano dai battori di Cattantacchi in banno, la durata è di 32 ore, su mastro è Salvatore De Lugo. Poi vi potete partecipare, che si prevede pure un aiuto di che voucher massimo però, aiuto praticamente un contributo destinato a pagare il corso e poi si informare e petire del modulo di iscrizione si può fare per tutto la biblioteca comunale. La scadenza è stata tornata a Berghe, però non isco canno scaditi. Allora, commemorazione solenne, adesso morto in guerra,
questi imbizi martisi battono su mese di Sant'Andrea, due mizza e 25 e 20 kg. A Sasunne che missa, i sacri di Sant'Iogli, a Sichire poi la cerimonia in piazza, frate spregiata che però è pazza e marcato con tutto il bene suonata la canzone del suo piave, poi questa sacramata adesso il morto, adesso morto in guerra, risonata sul silenzio, noi scusi corso fuori ordinanza di ordinanza, e poi va a essere già parlata del susinnico. Poi a testa esposta e beneita la corona e cantato l'inno nazionale. E vabbè. Questo l'abbiamo già visto, ecco, basamento, poi chiesa 31 del questo mese, cioè del mese Santo Gaini, e sul cinema Ariston, questo film documentario, Savemina accabadora, Sarama dessa buona morte. Beh, una S spuro, poi sarei nata che dopo la proiezione, Francesca Pitali, Silvestri scrittora, Marta Proietti, Orzella, attrice, e poi in collegamento via web da Torino va a essere Fabrizio Galatea che è steso regista di quest'opera. Bene, andiamo da sul giornale, abbiamo Bade Novo. Allora, in che abbiamo trekking, kayak, storia e folklore, foreste aperte, fa tappa a Posata, lanciata in bici, domenica colata come tocca a Posata. Dopo il pienone abiti parte il secondo appuntamento della rassegna a Tepilora, viaggio alla scoperta del centro storico e delle bellezze naturali del parco. Lodè rinnova su Purgatorio, la di essere morto, morto, tutto pronto per l'appuntamento comunitario del 1° novembre. In prima fila il gruppo di chierichetti, bambini, grandi protagonisti dell'evento. Allora hanno vestito in questo stile lui, io posso, amore di Osiata. Vabbè, sarà il suono delle campane di mezzogiorno a dare il via alla questua, anche quest'anno come sempre. Lodè rinnova il rito comunitario di Suppurgatorio e le ragazzine e i ragazzini del paese pronti a passare di casa in casa per raccogliere le offerte per la tradizione del 1° novembre, una tradizione particolarmente sentita e partecipata. In prima fila i chierichetti che al rintocco delle ore 12 usciranno con le carriole per la raccolta dei beni in suffragio dei cari defunti. Il gruppo dei ministranti, bambine e bambini, quest'anno è capitanato dai priori Clarissa Nanu, classe 2012, Tonia Spanu, Valerio Mele e Alessio Porcu, tutti e tre del 2013. Nanu è la veterana della brigata ministrante per il 1° ottobre del 2020. Ha fatto ingresso con l'allora parroco Don Alessandro Muggiano, ora parroco di Ortelli. Clarissa conclude il suo percorso nel gruppo dei chierichetti con Don Emanuele Martini, attualmente parroco di Lodè. Pronto sabato prossimo ad accogliere la new entry Elena Tolu, classe 2016, e sabato sarà proprio la Santa Messa prevista alle 9:30 a dare il via agli eventi del giorno, cioè praticamente queste intana sospicinnello si dà anche il suo turno ed intana a fare lo spriore di questa cosa, insomma. Seguirà il pranzo per i bambini e i ragazzi del paese nei locali del Purgatorio. Alle 12 i chierichetti usciranno per la questua e vabbè, andrà avanti così. Intanto, te battinocche, per chi volesse offrire qualcosa o per ulteriori informazioni rivolgersi ai genitori dei priori e bisogna tutto il numero del telefono del suo babbo, del suo mamma, del suo priore, del suo purgatorio. Vabbè.
Scuola, via al piano contro i tagli, nasce la conferenza permanente. La provincia approva il piano di programmazione della rete e dell'offerta. Cicolini, presidente della provincia, il presidente Cicolini narra: la priorità deve essere la qualità e anche ampliare le opportunità per gli studenti. Questo su Chinara Peppe ha approvato il piano provinciale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il prossimo anno 2026-2027, istituita anche la conferenza permanente sulla scuola. È una presa di posizione decisa da parte di tutti i presenti per difendere le autonomie scolastiche, spesso al centro di tagli indiscriminati. È il bilancio dell'incontro di ieri mattina nel Palazzo della Provincia per approvare il piano provinciale di programmazione della rete scolastica. L'incontro, presieduto dal neopresidente della provincia di Nuoro Giuseppe Cicolini, affiancato dalla consigliera provinciale Lisetta Bidoni, ha visto la partecipazione dei sindaci e degli amministratori del territorio, dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Ricco di spunti e di interventi è stato anche il momento del dibattito e uno degli argomenti caldi è stato quello del dimensionamento scolastico, rispetto al quale i sindaci hanno espresso la loro netta contrarietà, ribadendo la volontà di non rinunciare alle attuali autonomie scolastiche e di tutelare la presenza delle scuole nei piccoli centri. Ecco qua, questo è stato Rabboio de Eris. Questo viene risate la pagina, mi pare. No, vabbè. Vediamo però in un altro articolo, il giornale. Questo citiamo sul giornale. Unione Sarda. La sfida delle comunità rurali sarde. L'isola in crisi demografica, perde anche superfici coltivate e aziende agricole. E allora, il declino della centralità delle attività rurali ha segnato la crisi dei nostri paesi. Senza un'agricoltura vitale non c'è futuro per i borghi sardi. Borghi SS2, no che va, Bidder, non Borgo, dice Mario Puzzolo, direttore regionale della Copagri Sardegna, che nel nuovo rapporto fotografa il dramma di un'isola che entro il 2050 potrebbe perdere oltre 300.000 abitanti, con 31 comuni destinati all'estinzione demografica. I dati elaborati dal Centro Studi Copagri ricalcano lo scenario Istat 2024-2050. La popolazione italiana passerà da 58,5 a 54,7 milioni. Nelle aree interne il ritmo della contrazione è fino al doppio della media nazionale. In Sardegna il saldo naturale negativo si traduce in un crollo dagli attuali 1,56 milioni di residenti a meno di 1,5 milioni nel 2050, per poi scendere sotto il milione entro la fine del secolo. Nei comuni sotto i 3.000 abitanti la perdita potrà toccare il 20% entro il 2050 e il 30% entro il 2080. C'è quindi una situazione disastrosa. Comunque pensavamo che la Sardegna in certo periodo ha capito che becenta mista abitante. E come andiamo su triplo, quindi commentarti abbassano. Scuola alto là, ai nuovi tagli, se non le danno adesso stesso articolo di prima, che ti isa a Nuova Sardegna, dopo sa delibera provinciale, e con questa è Unione Sarda. Segni scuola e Dorgali chiedono il liceo linguistico nell'istituto PIA. In occasione dell'Unione Sarda, energia, il salasso delle PMI, piccole e medie imprese dell'isola. In 10 anni costi aggiuntivi di 67,8 milioni rispetto alla media nazionale, quindi in occasione energia è sempre scostata di più
e per una modo o prosatelo o per una causa o posatela sì che ti accostare galu del pruso. Molte imprese sarde arrivano a pagare l'energia elettrica fino al 30% in più rispetto alla media nazionale, con un costo aggiuntivo stimato di oltre 67,8 milioni di euro nell'ultimo decennio, è quanto emerge dal nuovo report del Centro Studi di Confindustria Sardegna per la competitività delle imprese in Sardegna, e cioè praticamente parti già chi non handicap energetico rispetto a questa continentale. Allora, guerra o lavoro, in occasione delle danne RVM, la Vrabica Salbomba, la tensione tra regione ed RVM, pressing del governo su Todde, la società chiede l'ok all'ampliamento, la giunta frena, il TAR fissa il termine, tocca delineare che no, e gli ha che il demolire tutto il fraicato abusivo. Questo tocca che le condizioni che prodotti che sia cittadino che ha un'opera abusiva. Munizioni, bombe, mine navali, quelli che si chiamano munizioni circuitanti, in pratica droni suicida armati e polemiche, tante polemiche. Lo scontro tra RVM, società controllata dalla tedesca Rheinmetall, e la regione sull'ampliamento della fabbrica di armi sarda è un caso internazionale, arrivando sino alle pagine del Financial Times. Entro il 17 dicembre la Regione dovrà esprimere il suo parere motivato sulla richiesta di ampliamento dello stabilimento. In caso contrario, per questa pratica verrà commissariata dal Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Il governo, con il ministro Urso, vuole subito il semaforo verde per ragioni industriali. A una multinazionale che fa investimenti si fanno ponti d'oro, non rapise. E poi lo saccano in Roma, no? In Lazio, sul Colosseo. E legate a esigenze di difesa nazionale. In realtà la decisione della Regione è stata già presa a livello tecnico con il via libera all'ampliamento, ma la Presidente Todde ha preteso un supplemento di istruttoria che però ha come termine imposto dai giudici del TAR metà dicembre. Fondata nel 1983 come SEI, Società Esplosivi Industriali, cioè praticamente attivata la pruvera prosa miniera, adesso Sulcisi, poi l'hanno trasformata in fabbrica de bomber. Società Esplosivi Industriali, RVM adesso appartiene alla maggiore società tedesca di armamenti, Rheinmetall, è un colosso da 6 miliardi di fatturato e 30.000 dipendenti in forte espansione. Presente in 17 paesi europei, produce sistemi d'arma. La società italiana RVM ha 3 sedi, quella sarda ospita l'impianto di produzione, altre a Ghedi e Torino. Lo scontro si è aperto da un anno, da quando la Regione non ha completato l'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto, un'autorizzazione nei fatti obbligata. Tutto nasce nel 2021, quando il Consiglio di Stato aveva accolto i ricorsi di Italia Nostra e associazioni di consumatori aveva annullato l'autorizzazione rilasciata dalla Regione per l'ampliamento dell'area. I giudici di Palazzo Spada avevano deciso che andava svolta una valutazione di impatto ambientale, ritenuta non necessaria dalla giunta regionale che aveva emesso il via libera. A quel punto l'RVM doveva presentare una richiesta di via, cosiddetta ex post, cioè a lavori già realizzati, cosa che fece nell'aprile 2022, inviando alla Regione tutto il materiale che era riferito al nuovo campo prove. Bella sorte. La sfida delle comunità rurali sarde. Abbiamo le danne come Rempo di Unione Sarda. L'isola in crisi demografica perde anche superfici coltivate, e questo l'abbiamo già visto, scusate, ma dobbiamo andare da innanzi. L'abbiamo già visto, energia.
guerra o lavoro. Sport, Cagliari, la salvezza passa per la Domus, ma quale salvezza? Il campionato appena iniziato e non danno già la salvezza. Per la Domus stasera col Sassuolo, altro scontro diretto dopo Verona, Pisacane cambia, Dubbio Mina, vabbè, oh yeah. Te vinto la sfida salvezza, e vedranno già la salvezza. E non che poi torniamo a sa RVM, questa la sindaca Isabella Mascia, chiudere la fabbrica non blocca i conflitti ma crea disoccupati. E beh certo, noi che lo blocchiamo noi se conflitti. Però intanto non vi muore nessuno, però attrezzo che sono stato stoccato da esso paesano stuo, Domus Bombas. E no che poi bello capisciuto, sinistra futura, no al raddoppio, non si può dipendere da economie belliciste. Misteriosa scia bianca, Nuova Sardegna, all'alba un missile nei cieli di Sassari, poi te cavolo di missile, non si, missile non ben attapito, non sono stato segnalato, la segnalazione di un automobilista che ha documentato la scena, una scia bianca che taglia verticalmente il cielo dell'alba, una luce che si solleva verso l'alto e dopo 8-10 minuti scompare. In cima un oggetto più scuro che da quella distanza ha l'aspetto di un razzo. Sono le 6:40 del 29 ottobre, la routine del viaggio di lavoro di Lorenzo di Lorenzo a Porto Torre dell'Alghero si è trasformata in un racconto del mistero. Ho visto qualcosa che sembrava un missile, racconta l'ausiliario che lavora all'ospedale civile di Alghero, raggiunto telefonicamente. Non si tratterebbe di un aereo perché a quell'ora nessun volo era ancora decollato dall'aeroporto di Alghero. Lorenzo racconta come ogni mattina sta percorrendo la strada che da Porto Torres lo porta ad Alghero, lungo la camionale, all'altezza di Tronco Reale, nota alcune auto ferme sulla carreggiata e diverse persone che guardano in una direzione. Ho guardato anche io nella stessa direzione e ho visto qualcosa che saliva a velocità costante verso il cielo, dal basso verso l'alto. Sembrava un missile, si vedeva benissimo la propulsione dei motori come nelle scene dei film. Lorenzo prende il suo smartphone di ultima generazione e cattura la scena, qualche video, alcune foto usando lo zoom. Questo missile era dietro Sassari, nella zona verso Osilo Chiaramonti, una fascia di territorio in cui non mi risulta ci siano basi militari o vengano fatte esercitazioni, aggiunge l'operatore sanitario. Ho fatto la segnalazione anche alla questura di Sassari che mi ha convocato per acquisire i video. Va bene. Parla l'esperto, non era un razzo, nessuna anomalia registrata dai radar, esclusi test militari o lanci, fatto riconducibile al passaggio di un aereo. Il video del presunto razzo, comparso nel mercoledì mattina nei cieli tra Sassari e Osilo, ha fatto in poche ore il giro del web, scatenando commenti e ipotesi. Dai controlli ufficiali non risultano tuttavia anomalie negli orari in cui è stato realizzato il video. Le immagini sono state inviate alla questura ma non risultano avviate indagini ufficiali. Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionale e consulente del Ministero della Difesa, dopo aver visto le immagini ha smentito l'ipotesi che si tratti di un razzo. E beh, te poteva fare. Smentia. Nella zona infatti non sono presenti basi militari o poligoni di esercitazione. Il radar presenti per l'aeroporto militare e per quello civile di Alghero non hanno rilevato nulla di particolare che potesse fare scattare un allarme e quindi segnalare pericoli per il traffico aereo. Lo SUFOR, però lo SUFOR in partire da terra, però andare a fare che so SUFOR.
in un altro pianeta, in Saturno, e non vabbè, lo comando che comanda tutto a Sun. Allora, secondo lo scomplottista, la nuova costi dell'energia per le imprese isolane è un doppio salasso. L'abbiamo già visto questo articolo in Sognione Sarda. Fibra ottica arriva in 134 comuni e questo pure non è dato al dire, però noi stiamo aspettando fibra ottica, non ben arrivata neanche a Sozzales e neanche a Nozzales. Open Fiber ha completato il piano banda ultralarga Sardegna, connesse 65.000 unità immobiliari. Ma non si vede nulla. Arriva lo stop al ponte sullo stretto. Il giocattolo dei Salvini perché non furanno dai mani. Negato il visto della Corte dei Conti. Meloni, naturalmente, è nata invasione delle scelte del governo. Nelle scelte del governo. Salvini, un danno al paese, e specialmente a Isse, chi è sperdente voto, die pro die, che si è caricato e viene handicappato. Del colonnello. Separazione, carriere, oggi il voto finale. Se sei da anni appunto è un problema che stanno da metà tempo, i voti sul Senato e poi sono andati al referendum. Magistratura, partiti pronti al referendum. Fratelli d'Italia teme la politicizzazione, e cioè teme chi perdono il referendum e che quindi riesce una batosta pure un po' sul governo Meloni. Putin testa sottomarino nucleare e suggerisce a Kiev di arrendersi, cioè praticamente questo è il facchenne che ha Hitler, che in realtà Inghilterra deve arrendere, casi no, bene, questa super bomba viene gettata in Inghilterra, insomma, ma questo è il facchenne, ma stessa cosa, uguale, non chiappata a metà di diverso. Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha tentato con successo naturalmente un nuovo drone sottomarino a propulsione nucleare con capacità nucleare. Poseidon e parallelamente ha rivendicato che le forze russe avrebbero circondato quelle ucraine a Kupiansk e Polkonsk, città chiave dell'est dell'Ucraina, e ha suggerito a Kiev l'opzione di una resa. Kiev ha smentito un accerchiamento a Kupiansk, è pura fantasia, e a Pokonsk la situazione è dura, ma sotto controllo, ha fatto sapere l'esercito. Le parole di Putin coincidono con i suoi sforzi diplomatici per persuadere gli Stati Uniti, impegnati negli sforzi per un accordo di pace, che sostenere l'Ucraina è inutile, perché non potrebbe resistere alla superiorità militare russa che si è armata rosa, prima è rossa come è diventata rosa, besponendo uno secolo, poi sconfiggere un esercito metapol minore. Armata rosa. Strage a Gaza, poi torna la tregua, che pure te lo schento morto, oramai pare che a contare schento morto, che manta morto, 30 pizzinello, cioè, non sa che te pruso né fritto e né caente, pare una cosa normale, a bere sul giornale e dire accanto al morto, bappati in Gaza, e intanto Netanyahu è curso integralista del suo rabbino, Zicchina a decretare la morte del saziente palestinese chieste indomisoro e venne bombardato la casa Catalina. Blitz antinarcos nelle favelas a Rio è un massacro, in che parecchi Lula si fa che sul serio contro i narcotrafficanti che praticamente controllano una parte saccetate, cioè inizio sul merese che intanto de capo chi determina tutto di questa parte del saccetate e a Saine è stato mandato l'esercito, insomma l'esercito non si poteva stare su un ricatto dei narcotrafficantes. Poi è chiaro, batapito morto, ma che hanno gettato dei scontri di questo tipo e te succede, basta
criminale che si difende armato. Melissa devasta i Caraibi, 20 vittime alla Haiti. Questo pure che ne parte della sorte, mischino, sono state disaccattate da questo tifone che dopo un paio di anni insomma li stocca e li distrugge tutti. Questa via proprio pure 20 morti. Intanto Trump a che nel gatto e la volpe che in Xi Jinping e quindi sono uno che canne da inchioccare sopra satiro ma assai però sono gatto e volpe chiacchiere tutto il duo sparisi i loro interessi si sono ai spese del sud-est del mondo. Arriviamo all'ultimo capitolo. Allora, Gaza sotto le bombe, altri 104 morti. Trump giustifica, Albanese accusa. La relatrice speciale viene smentita dall'Italia. Il Papa no all'antisemitismo. Brasile, polizia contro i narcos. Blitz nelle favelas, 132 morti. Famiglia reale, volano gli stracci. William dallo strato ad Andrea Inoche, principe Andrea che l'hanno accassato da sua villa, insomma, su Royal Lodge, che è una residenza di 30 stanze, esistente sul secondo piano, e pare che l'abbiano cassato. E va bene. Terminiamo il de Goi, che in questa ultima nova e ponemos a sigla de tancatura e dimos che va qualche commento, speriamo che il volume pare che non sia mancato. Buona giornata Alessio Bandino, ai miei paesani un abbraccio da Firenze e collimus e torramos pure s'abbraccio in Zafranzo di deve essere in Bessichesu a Alessino. Bene, tancamos queste novas che la sigla del tancatura, oye, pare che la sigla del tancatura, le aperture del tancatura non deve funzionare come si deve. Proviamo a fare una mossa di noi e vediamo niente. Ecco qua, ecco qua, perfetto. Pare che stia funzionando, ecco. Mentre vedrete buona tutto da BC TV, quindi l'appuntamento è a su 31 Cinema Ariston e su a piazza sul Porco. Bene.